comunali anche a fine dicembre dell'anno scorso. Lo Stato permetterebbe di andare a quasi far collimare il bilancio di previsione con il bilancio consultivo, e le garantisco, se adoperassimo quella scelta, gli spostamenti sarebbero molto bassi. Allora, cosa si è prefissata l'amministrazione comunale? E si devono creare degli obiettivi quando si fanno dei bilanci di previsione, e questo sicuramente è pacifico, e credo che sia un orientamento che sia di dominio pubblico. Ci sono dei tagli che io, mi ripeto, vorrei andarsi a verificare, li possiamo verificare nel bilancio consultivo. È chiaro che quando poi si fanno e si prefiggono degli obiettivi, possiamo anche parlare tranquillamente delle fontane, cioè le fontane, che potrebbe essere un'espressione così scandalistica dire ma fontane, diciamo che poi le fontane rappresentano una parte di queste spese. Potrebbero essere, l'amministrazione comunale precedente potrebbe essersi anche prefissata di chiuderle tutte, e di non fare nessuna indicazione sulle aree verdi delle rigore o dove c'è l'irrigazione. E inizialmente, per non portare via dei benefici e dei servizi ai cittadini, ci eravamo anche prefissati anche questo tipo di scelta, cioè si chiude tutto, si chiude l'illuminazione, si chiude fontane, si possono chiudere, e questi possono essere delle scelte che si possono tranquillamente fare e che avevamo anche fatto. Ci eravamo prefissati di dire diamo un segnale fermo su cui si taglia tutto e prima si pensa a mettere il piatto caldo sopra il tavolo e tutti gli altri servizi di italiano. Voi capite che su una città turistica noi ci siamo posti anche a una valutazione. Dobbiamo togliere i gerani che ci sono all'entrata Carola, dobbiamo non irrigare dobbiamo evitare che ci sia la fontana o funzionante in centro, oppure a Porto Santa Margherita è stata tanto richiesta la fontana da parte dei cittadini per dare un abbellimento, la togliamo. Queste sono anche valutazioni che poi con l'andata del tempo, quindi gli spostamenti sono un po' naturalmente per l'ampia siccità. C'è stato quest'anno di dover irrigare di più e quindi mantenere un certo decoro, se vogliamo stare esclusivamente sul discorso delle fontane, ma questo discorso si può fare su qualsiasi altra situazione o capitolo. È un bilancio di previsione. Le dico, comunque non abbiamo voluto andare ad aumentare, potevamo anche non aumentare l'IMU o togliere definitivamente, non discutere più neanche delle possibili tasse di soggiorno, ma mi fermo all'IMU. Cioè, le prime case dove abitano i residenti abbiamo abbassato. I servizi che costano, perché anche il trasporto scolastico oppure il servizio mensa, noi potremmo anche non aumentare l'IMU, perché qui i soldi li andiamo a prendere, come mi consiglia, mi suggerisce lei, possiamo andare a pigliare direttamente attraverso altre questioni direttamente ai cittadini, diminuendo quelli che sono i benefici attuali. E si tratta di fare delle scelte che non voglio dire che saranno la risoluzione assoluta, si devono fare delle scelte politiche non sapendo quale fine dovremo fare i trasferimenti e tutte le altre situazioni, perché potrei fare un esempio banale. Uno al primo del mese dice io questo mese mi prefiggo di spendere di benzina 500 euro e alla fine del mese si troverà a spendere 600, perché non ha quindi non è detto, e voglio ancora precisarlo,
tutte le cifre che lei ha detto non sono aumenti di spese, attenzione, sono spostamenti da un bilancio di previsione che un in più e in meno noi ci auguriamo, se ci saranno le condizioni anche da un punto di vista economico, ci saranno condizioni dal punto di vista economico, di arrivare a uno scopo, a un risultato che porterà sicuramente a dei tagli. Perché questo obiettivo l'abbiamo tranquillamente in mente. È chiaro che poi tra i più e i meno dovremo verificare il bilancio positivo, però queste sono le scelte. Vi devo dire che se abbiamo un bilancio di previsione, questa sera abbiamo anche la possibilità di discutere su come stanno andando gli spostamenti in un modo o nell'altro. Questo comune ha una base, a marzo di quest'anno, ha una base su cui confrontarsi, comuni che questa base non ce l'hanno. Grazie capogruppo, no? Consigliere Fava. E quindi, stando alle sue parole, come dovremmo limitarci a ringraziarvi perché avete avuto la grande bontà di approvare un bilancio di previsione e quindi star zitti, perché c'è un bilancio di previsione, siamo un comune che solo per aver approvato un bilancio di previsione, indipendentemente dai contenuti di questo bilancio, dovrebbe essere un comune quindi calmo, virtuoso e degno di lode. Allora, qui non si sta dicendo bravi perché avete fatto quello che andava fatto, che qualsiasi comune, salvo rari casi che devono ancora approvare il bilancio di previsione, però ormai siamo arrivati a fine settembre, tutti i comuni, la stragrande maggioranza dei comuni ha un bilancio di previsione approvato già da mesi, quindi non avete fatto nulla di straordinario da approvare un bilancio di previsione a marzo. Sareste stati forse un po' più bravi se l'aveste approvato come si usava fare una volta entro dicembre, entro la fine dell'anno precedente. Ma qui si sta chiedendo dove sono finiti, siccome si chiede di approvare un aumento. Allora, sono spostamenti, vabbè, rispetto a una previsione, in aumento, perché spostamenti in aumento, quindi stiamo parlando di aumenti. Si può sapere dove sono finiti e perché avete fatto una previsione di 410.000 e adesso questa previsione è diventata di 500 rispetto all'illuminazione pubblica. Se avete fatto 410.000 significa che vi era uno storico, un progresso di riferimento. Non credo che il territorio del comune di Caore abbia avuto un incremento di urbanizzazione da marzo ad oggi, tale da avere così un aumento del 22% di illuminazione pubblica. Le tariffe dell'energia elettrica non sono aumentate in questi termini e non sono aumentate neanche le ore di oscurità, credo. C'è stata la siccità, ma non c'è stata la notte polare. Fortunatamente, diciamo. Poi l'incremento delle spese di riscaldamento degli uffici. Avevamo una previsione di 152.000, siamo arrivati a 202.000, un incremento di 33%. Anche qua non mi pare che dateci una motivazione. Siccome non stiamo parlando di piccole variazioni in aumento, ma stiamo parlando di consistenti variazioni in aumento. Lo stesso le spese di illuminazione degli uffici più 22%, insomma ci sembra che siano cose abbastanza macroscopiche, un po' esagerate rispetto ad un andamento della spesa che su voci che hanno un progresso storico di riferimento. Quindi al di là dei ragionamenti, del tentativo di sviare dicendo ma noi abbiamo approvato un bilancio di previsione, dateci, siccome stiamo parlando di numeri e quindi con tutta la concretezza dei numeri, dateci spiegazioni concrete, non così fumose dicendo ma è una previsione, adesso ne facciamo un'altra, però guarda caso è una previsione in aumento, ma aumenti non di 1 o 2 punti percentuali, ma aumenti dell'ordine del 10, del 20, del 30. Queste fontane, allora delle fontane sono ricomprese anche delle spese di irrigazione delle aree verdi, oppure
fontane, uno delle fontane, dei giardini o delle piazze. Se sono comprese anche le spese di irrigazione, va bene, possiamo comprendere se è stata la siccità. Se non sono comprese, diteci dove sono finiti quei, come intendete spendere quei più 69.000 euro che non erano previsti inizialmente. Consigliere Pellegrini, prego. Un intervento breve perché secondo me c'è un punto che ha toccato anche adesso il capogruppo Fabio, che ha chiarito ulteriormente, già il capogruppo Tonone aveva secondo me spiegato bene. Non si tratta qui di capire dove sono finiti dei soldi, no? Perché facendo un esempio concreto, sull'illuminazione, come diceva il capogruppo commisso, c'è uno spostamento di circa 75.000 euro, pari al 18% rispetto al bilancio di previsione. Se però il bilancio di previsione rispetto al consuntivo subisce un taglio di 40.000 euro, in realtà lo scostamento che la spesa superiore è intorno all'8,5%. Allora, all'8,5% possiamo dire che un aumento dei consumi, anche un aumento della tariffa ci sta. Lo stesso vale per il riscaldamento degli uffici oppure per l'illuminazione degli uffici, dove lo scostamento in aumento non è sul consuntivo dell'anno scorso, quindi non si tratta di soldi in più spesi, si tratta di un aumento rispetto alla previsione e quindi, come anche giustamente diceva il capogruppo Bonini, la previsione non è stata fatta correttamente, o meglio, l'obiettivo, come diceva il capogruppo Tonò, che si è prefissato l'amministrazione, alla fine non è stato centrato nel dettaglio, perché esigenze estemporanee legate alla stagionalità, particolarmente secca per quanto riguarda il sistema di irrigazione, piuttosto che altri effetti, ci hanno portato poi a correggere il tiro. Però i soldi sono dove sono scritti nei bilanci sostanzialmente. Questo è importante perché sembra che i soldi vanno a nascondersi chissà dove, sono stati messi dove. Se, non so se è chiaro l'esempio dell'illuminazione, se a consuntivo 2011 abbiamo speso 441.000 euro di pubblica illuminazione, nel previsionale 2012 ne stanziamo 440 e poi oggi nella verifica dell'inquilino diciamo che a consuntivo ne spendiamo 4,70, l'aumento non è di 70 ma di 70 ma di 40, quindi è di 30. Così è stato fatto sugli altre voci. I tagli noi avevamo previsto, in parte non siamo riusciti a ottenere. Consigliere Pellegrini, lascio la parola al sindaco per chiudere l'argomento. Concludo dopo gli interventi del capogruppo Tonò e del consigliere Pellegrini esaurienti. Vorrei aggiungere solo una cosa, perché il capogruppo Bonini aveva fatto poi l'elenco, leggendolo, di quelle che sono le variazioni di bilancio, contestando una per una, ma in merito a questo mi pare che la risposta sia già stata fornita. Volevo solo andare a raccogliere la censura relativamente ad alcune voci di cui non si è data risposta. Si parla di aver tolto al bilancio di previsione il contributo regionale di euro 5.750 per la ripristino dell'archivio del consorzio Pescareccio. È stato tolto dalla regione? Non è che ci teniamo i soldi del bilancio. Poi, per quanto riguarda tutto il discorso sulle spese di inizione, l'energia elettrica, i consumi, il riscaldamento, mi pare che è stato perfettamente spiegato che se da un lato è tutto riconducibile al scostamento tra quella che è la previsione e poi i consumi effettivi, e cioè dovuti ai motivi sono stati spiegati dall'altro, però non è vero che non sono state aumentate le tariffe, ci sono stati anche aumenti di tariffa. Per quanto riguarda la voce Fontane, che tanto sta restando scandalo, allora nella voce Fontane, così riassunta nel bilancio di previsione, c'è la componente dell'irrigazione pubblica, che è molto importante per l'amministrazione comunale. E in questa componente di irrigazione pubblica non grava solamente della spesa relativa all'acqua, grava in quel capitolo anche le spese relative all'energia elettrica per il funzionamento della fontana. Quindi al di là di quello che il capogruppo Tonò e il consigliere Pellegrini hanno razionato, c'è anche questa componente. Allora, le alternative a questo sono lì dietro l'angolo. Abbiamo già iniziato a spegnere i lampioni di notte a una certa ora per ridurre i consumi, vogliamo non accenderli neanche, poi facciamolo, salvo poi le problematiche attinenti alla sicurezza. L'illuminazione e il riscaldamento della scuola, lasciamo i bambini al buio, spegniamo il riscaldamento, lasciamo il freddo, vabbè, se questa è una scelta di politica nei confronti della scuola corretta, vabbè, facciamolo, ma non è la scelta che è stata presa da questa amministrazione. Un ultimo inciso sulla voce carichi delle opere pubbliche.
per euro 20.000, capitolo 3003. Questa spesa imprevista attiene alla necessità per il parcheggio scambiatore di fare la via che inizialmente non era contemplata. Capogruppo Bonino. Grazie Presidente, e grazie anche per le risposte che sono date, che comunque non riescono a superare il problema che avevamo posto di scelte. È vero che magari il contributo regionale non arriva perché la Regione lo ha soppresso, è lì che sta anche poi la capacità, il peso di amministratori locali che si professano appartenenti a determinate forze politiche di riuscire a non perdere quei contributi, visto che vi è un filo diretto di comunanza partitica chi governa la Regione Veneto e almeno alcuni esponenti di questa giunta. Allora evidentemente è che non vi è sufficiente della Lega non c'è nessuno della Lega, c'è anche il Presidente, ma in giunta mi pare che ci sia il PDL del quale lei questa giunta non c'è nessuno che la senta, non vorrei interromperla, ma vorrei interromperla, la prego semplicemente che c'è l'intervento dopo solo replicare, la Lega lo fa il Presidente del Consiglio, consentire l'intervento. Vedete? Posso? Quindi, terminando l'intervento, dicevo, è evidente che una giunta regionale che toglie un contributo a calo evidentemente non considera le sensibilità di quelle componenti che, sia pure nella giunta regionale, trovano corrispondenza partitica a cui a calo. Mi risulta, fino a prova contraria, che la giunta regionale sia composta anche del PDL. Ma mi risulta anche che i componenti di questa amministrazione siano dichiaratamente riconducibili al PDL, anche il sindaco lo ringraziava per l'appoggio del coordinatore Dallatore, poi vi è stata anche una diatriba perché c'era la contesa se l'appoggio di Dallatore fosse al sindaco piuttosto che... Allora, ma questo non è un problema che ci riguarda. Quello che conta è che alla fine la regione però questo contributo l'ha tolto. E non è senz'altro il nostro interesse, la nostra volontà quella di lasciare le scuole al buio, ma come è stato giustamente osservato e ne dava conto anche il consigliere Pellegrini, come la variazione così consistente nei numeri evidentemente fa emergere un errore di valutazione. E questo è il dato che qui è stato sottoposto. Ed è stato un errore di valutazione. Ovvero non sono state valutate in potenza le spese, piuttosto che magari le entrate, piuttosto che magari sulle entrate c'è anche un intervento sovraordinato sul quale poco o nulla si può fare, visto che siete assolutamente tagliati, non è certo colpa dell'amministrazione locale, ma è vero che su queste cifre la riflessione andava fatta. Ed è altrettanto vero che, come è stato ribadito, l'errore c'è, o adesso o allora, ma l'errore c'è. Capogruppo Zanoni, prego. No, io sono costretto ogni volta che qualcuno fa il mio nome chiaramente a in qualche modo rispondere. Quanto mi ricordo, mi pare che durante la campagna elettorale il capogruppo che mi ha citato prima facesse riferimento che lui ha un'appartenenza politica che era di maggioranza in giunta regionale, quindi non so, vuole esprimere all'utente queste insinuazioni. Scusi, mi faceva capo lei al gruppo dell'onorevole Mangiastini. Mi scrive, io perché allora non ho tutto niente. Chiudiamo la discussione per dare la parola al sindaco, prego. Chiudiamo la discussione. Atteniamoci all'ordine del giorno, siamo usciti. Prego, signora. Integrazione di quanto detto dal mio capogruppo, ritorno sul punto recupero, restauro, riordino, archivio, consorzio pesqueggio. Allora, l'amministrazione avrebbe fatto bene a non perdere questo contributo regionale. Ma nel momento in cui si è preso atto che non vi era più questa disponibilità del contributo,
L'amministrazione, secondo noi, avrebbe fatto altrettanto bene integrare con fondi propri questa spesa, dato anche l'importo piuttosto esiguo, quindi stiamo parlando di 5.750 euro. Tenendo conto del fatto che in questo Consiglio Comunale si è discusso in maniera anche molto accesa circa il destino di quel archivio, di quel consorzio, del nostro ex consorzio del Seveso. Quando durante i lavori di recupero, di restauro, di ristrutturazione degli immobili che appartengono all'ex consorzio, venne fatto un trasporto, vennero traslati i documenti materiali di quell'archivio e buona parte di questi materiali furono, senza un criterio scientifico, furono destinati al macero, cioè vennero trattati come rifiuti. In quell'occasione, se ricordate, ci fu una nostra interrogazione che denunciò questa scandalosa vicenda e ci fu risposto dal sindaco che era nella massima stava nell'attenzione, nel cuore dell'amministrazione, pure il recupero di quell'archivio. Oggi apprendiamo che quell'archivio invece chissà per quanto tempo ancora, quel che rimane di quell'archivio, perché è rimasta poca cosa, quel che rimarrà lì in disordine, senza un riordino, senza una sistemazione con criteri scientifici. Bene, questo non ce lo saremmo aspettati da un'amministrazione che al suo capo ha un sindaco che appartiene ad una tradizione pescherese di Carne e quindi ci saremmo aspettati una ben diversa attenzione verso il patrimonio culturale storico della nostra tradizione e quindi delle città di Carne. Prego, senatore. Allora, forse le parole in italiano non sono state ben comprese. In quel capitolo, in quella variazione di bilancio di previsione, non si dice che il Comune di Caorle godeva di un contributo regionale in decorrenza dei termini di capacità va perso. Si dice che quel contributo da parte della Regione è stato tagliato nell'ambito dei tagli che la Regione veniva dallo Stato italiano. Quindi è una polemica inutile e sterile quella da lei sollevata, consigliere Paolo, perché di fatto quel contributo non l'abbiamo perso noi, ci è derivato dai tagli esercitati dallo Stato nei confronti della Regione e dalla Regione nei confronti dei comuni, il Comune di Caorle in questo caso. Sì, ma qui stiamo facendo una variazione in questo momento per quel contributo. Se questa amministrazione deciderà domani di rimetterlo, lo rimetterà, non sarà certamente una scelta tra la minoranza in questo caso. Mettiamo in voti il sesto punto dell'ordine del giorno, variazione numero 3, bilancio di previsione dell'esercizio 2012. Favorevoli? 12. Contrari? 5. Mettiamo in voto l'immediata eseguibilità del punto 6. Favorevoli? 12. Contrari? 5. Passiamo ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, verifica della permanenza dell'equilibrio di bilancio e di condizioni sullo stato di attuazione dei programmi. Relazione al sindaco. L'articolo 193 del decreto legislativo 27 del 2000 prevede che almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre di ciascun anno, si deve provvedere ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, alla salvaguardia generale degli equilibri di bilancio, adottando tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio, valori dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione di gestione, lo squilibrio della gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui, agli adempimenti necessari al ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio. Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsto e citato l'articolo 193, qualora necessari, è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di quell'articolo 141 del decreto, o conseguente applicazione della procedura prevista secondo comma del predetto articolo, preso atto della legata relazione, da cui si rileva che l'attuazione dei programmi deve ritenersi sostanzialmente rispettata e completabile entro il termine dell'esercizio. Non vi è alcun disavanzo di amministrazione da ripianare, essendosi chiuso con un saldo positivo l'esercizio 2011. Dai dati della gestione finanziaria, come rettificata con la variazione di bilancio approvata in data odierna, si evince una situazione di sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenza che in conto residui. Non risultano allo stato attuale debiti fuori bilancio riconosciuti e riconoscibili per i quali è necessario provvedere
di ulteriori finanziamenti. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di approvare in base alle risultanze contenute nella relazione costituente allegato 1 al presente atto i risultati della ricognizione sullo stato di esecuzione dei programmi e la correlata verifica sul pendolare o meno degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2012, di dare altresì atto che non vi è alcun disavanzo di amministrazione da ripianare essendosi chiuso con un saldo positivo all'esercizio 2011, che dai dati della gestione finanziaria si evince una situazione di sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenza che in conto residui, che non risultano allo stato attuale debiti di fondi di bilancio riconosciuti e riconoscibili, per i quali è necessario provvedere allo stanziamento di ulteriori finanziamenti. Era parte della discussione, ci sono interventi? Nessun intervento? Mettiamo ai voti il settimo punto dell'ordine del giorno. Favorevoli? 12. Contrari? 5. Dichiaro chiusa la seduta. Grazie.